allora 20 presenti, 10 assenti, la seduta è valida, possiamo dare inizio ai lavori. Bene, prima di procedere all'inizio dei lavori nominiamo gli scrutatori: giudice Rocco, Cauti Salvatore, Napolitano Crocifisso. Allora ricordo al civico consesso che siamo per prima convocazione con un ordine del giorno così composto: servizi pubblici a domanda individuale, determinazione di definizione della misura percentuale di copertura dei posti per l'anno 2012. Secondo punto, approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e dei documenti connessi di programmazione. 3. Approvazione del regolamento del servizio di assistenza economica. 4. Legge 167/1962, adozione invariante al PRG del piano di zona per edilizia economica e popolare Contrave Catania Asciana. 5. Tribunale amministrativo regionale della Sicilia di Palermo, sezione terza, sentenza 1465/12, registrata in data 26/06/2012, nomina del prefetto di Caltanissetta, commissario d'Acqua per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale Civile di Vicenza. Riconoscimento debito fuori bilancio, valore debito 527,408 euro, oltre l'interesse. Dicevo che al primo punto abbiamo i servizi pubblici a domanda individuale, che recita quanto segue: si propone di deliberare: 1. Confermare le tariffe per la redenzione scolastica di cui all'atto di Consiglio Comunale numero 112/2006. 2. Determinare Allora, scusate, se c'è qualcuno qua... Allora, scusate, io... Allora, aspettiamo per 10 minuti. Vediamo insomma le cose entrate, perché ti tengo... Ovviamente però non possono venire tutti. No, la delegazione di 5 persone. 5 persone il sindaco ha convocato, 5 persone. Signor Sindaco, nella sua stanza? Si è un po' tranquillizzato. Quindi il Sindaco, l'amministrazione e il Consiglio Comunale di Gela ha preso atto dell'esasperazione dei lavoratori dell'ex Procontrol SRL e Comeco ARL, aziende entrambe operanti fino a qualche mese fa nell'indotto dello stabilimento della raffineria di Gela SPA, che in data odierna hanno causato la sospensione dei lavori del civico consesso convocato per la sessione di bilancio. Preso atto della grave situazione in cui versano le famiglie dei lavoratori
dalla legge, chiedono a Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta, dottor Carmine Valenzi, di attivarsi per convocare con urgenza un tavolo che veda coinvolti la raffineria di Gela SpA, le parti sociali e datoriali, unitamente ad una delegazione di lavoratori, al fine di chiarire i problemi esposti dai lavoratori relativamente a mancata elargizione delle somme dovute a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria o mancata attivazione delle procedure utili al rilascio dei benefici del quibus, verifica del criterio di reclutamento dei lavoratori assorbiti dalle aziende subentrate alle società Pro Control e Comico. E allora, per favore, nella lettura della votazione, 20 presenti, 10 assenti, 20 favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il Consiglio Comunale all'unanimità approva il documento condiviso con i lavoratori della ex Pro Control e Comeco, finalizzato naturalmente a dare pieno sostegno non solo dal punto di vista formale, a mio avviso anche sostanziale, con un atto deliberativo, perché di questo si tratta, un atto deliberativo votato all'unanimità. È confortevole sto fatto che ci hanno c'è il convocato tavolo col prefetto. Ho capito. siamo- Perché io leggevo cosa, non cosa che votare, però non ne capisci politica. Ma puoi spiegare che Allora, cosa vi stanno fanno? Praticamente c'è il nostro problema, io parlo per quello, ma è quasi inerente anche nella comunità. In generale. Gli altri siamo ex E che si pro contro. Praticamente, a parte che non vendiamo cassa integrazione da 7-8 mesi, a parte quello, la cosa grave è che hanno fatto delle assunzioni, le colleghe nostre che non hanno cariche familiari, anzianità. Avevo sentito. E allora, Hanno scavalcato tipo io che sono il più anziano, io faccio parte dell'elenco storico, io e lui della raffineria. Io a 32 anni di età e 58 anni di età sono stato tagliato fuori. Chi con due figli e sono entrati i ragazzi che l'hanno insegnato a travagliare, che hanno 7 anni di anzianità. La solita cosa è raccomandazione. Siamo alle solite. I nostri aiutanti stanno lavorando. perché Raccomandazione giustamente da hanno parte, raccomandazione da parte di qualche E tu via, per sindacato. padri E famiglia. ora praticamente state facendo un incontro col prefetto Prefetto, per risolvere. Perché c'è un tavolo di trattative fatto nel 2000, a luglio del 2012, uno c'è firmatario il sindaco, Bernardo Casa, prefetto, confederale, uno dice le assunzioni, blindare principalmente i carichi familiari e anzianità, è stato evaso completamente. Ho capito. C'è una Il legge, Patto Morese invece hanno la fatto 223 anno 91 articolo 5 che garantisce l'anzianità acquisita alla Va bene, professionalità ho e i capito. carichi familiari. L'hanno evaso. Però noi vogliamo pure che pensano per i carusi che su c'è. Certo. Cioè, se Oh, questa c'è società, questa- se già Poi non la cosa è rispetta- capovolta. se C'è già non gente che ha rispetta le 70 anni lavoro, leggi, io ho 32 anni, che futuro 58 anni di c'hanno età, ma era là, cercare un travaglio. che- non so Sì, dove. vero. No, voi non volete fare la guerra dei poveri. Sì, sono No, stati raccomandati. no, assolutamente. devi Un rispettare zitto loro per- marioso di chi. Raccomandati. Però, Bravo, esatto, cioè- però non è giusto che. Cioè, C'è un bravo, secondo anzi, tempo. Esatto, no, tocca dopo, è come quando Cioè, uno fa la dai, fila. possibilità, Perfetto. Mettiti in coda e quando tocca a te. Perfetto. Noi non Questo vogliamo voi scavalcare volevate. nessuno. Esatto. No, Vabbè, quelli grazie, della raga, Comeco io hanno mangio che- fatto Guardate, questo, noi hanno- anche- hanno- Buongiorno, Però sai la signor. cosa, Spadaro, cosa che mi dà fastidio è sta guerra tra noi. Sì, sì, vabbè, ma Fanno fare la guerra del quando popolo. vi sedete ai tavoli di chiedere un cronoprogramma. Cronoprogramma significa che loro si impegnano A rispettare i programmi, i termini della strategia che stanno adottando. Cronoprogramma. No protocolli d'intesa, tavole, cronoprogramma. Se tu entro una settimana, un mese mi devi dire quello che fai, ogni settimana, ogni mese, perché se tu disattieni, se tu non vai, non ti attieni al cronoprogramma, vuol dire che non stai lavorando seriamente e te ne stai fregando. Se no passeranno anni, Giusto, Filippo. se vedete, Massimiliano stiamo Russo. andando a mangiare che poi ritorniamo Spadaro qui. come? Spadare Carmelo. È bene che Tutto della Proconto. Profondo. Io sono Totò Galandi, pensiero stupendo. un messaggio? No, Cashmart sogno, caro. Uno cofano, No, non si può fare qua, Inga. Un gemmo, sandè. Ora io ne approfitto per andare a mangiare un po' di pasta ingrasciata, mi ha fatto mia madre. Ciao ragazzi, ciao. Pasta ingrasciata? Sì, ingrasciata. Bene, ci vediamo dopo. Ciao, 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 ciao.